Centro Anch'io. Amiche e amici di Teletutto, ben trovati a Centro Anch'io speciale vini bresciani. Ne stiamo imparando ogni giorno nella nostra piccola rubrica sui vini bresciani, le nostre eccellenze, in modo simpatico, autorevole, preparato, grazie al nostro Davide Lazzari. Buongiorno Ciao, a tutti. Ciao Davide, carissimo. Allora, torniamo sul lago di Garda, abbiamo parlato del Valtenesi, del Lugano e adesso c'è pure il Garda Doc. Esatto. Ma dove sta il Garda Doc? E chi lo sa? Devi darmi tu queste risposte. Intanto Garda Doc è quella denominazione che abbraccia, diciamo, il lago di Garda, non è solo bresciano, ti anticipo solo questo, non è solo bresciano. Garda Doc si può produrre anche in una, due altre province, magari poi cerchiamo di scoprirlo, e prevede l'utilizzo di vitigni internazionali, quindi ha dentro tantissime tipologie, bianco, rosso, spumante, poi si può fare tantissimo vino diverso come Garda Doc, aiuta molto i produttori per poter scrivere il nome Garda Doc come area di provenienza, quindi riescono a raccontare un territorio più esteso. Che c'è da sapere sul Garda Doc, caro Allora, Davide? parliamo di provincia in cui viene coltivato il Garda Doc. L'hai detto, parliamo che di vini bresciani, quindi sicuramente Brescia, sì, sicuramente. Di sicuro. Poi altra provincia può essere Brescia e Verona, le due province in cui si coltiva Garda Doc. Potrebbe starci, però ti dico Brescia, Verona a Trento. Però Trento su Quindi effettivamente. Trento sì no, e poi ti dico Mantova sì no. Sì, anche, però caspita, Mantova giù, Trento su, va bene, in fondo, poi... Ecco. E poi, vabbè, dei comuni bresciani in cui si può produrre Garda Doc, quindi pensiamo per estensione, ti do tre nomi di comuni, Bedizzole, Gavardo e Montichiari. In uno di questi non si può produrre? In uno di questi non si può produrre. Chiedo, mi informo, arrivo subito. E voilà, ebbene sì, caro Davide, anche oggi in corso Zanardelli qui in centro a Brescia con Stefano, vero? Esatto. Ciao Stefano, grazie per giocare con noi. Grazie a voi. Stefano, sei di Brescia? Sì, sono di Brescia. Ok, che fai nella vita? Sono disoccupato. Disoccupato, speriamo che sia una condizione temporanea, insomma, è breve, dai, te lo auguriamo. C'è un ramo in cui sei specializzato, dove vorresti lavorare, in cui vorresti lavorare? No, sto cercando. Facciamo un appello che se qualcuno vede Stefano a noi ispira fiducia e l'abbiamo fermato, magari pure a qualcuno che può offrirgli il lavoro, sa mai, poi il primo stipendio lo dai a noi ovviamente. No. Allora Stefano, quiz sui vini bresciani della nostra puntata appunto di Centro Anch'io dedicata ai vini bresciani. Tu che ne sai di vini? Le bevi, non bevi? Sei uno che... Sì. Ma conosci, ci sono dei gusti particolari o bianco, rosso, c'è qualcosa che preferisci in più occasioni? Ma preferisco più i rossi tendenzialmente, quindi tipo i toscani così. Però sai distinguere il vino buono da quello proprio. So quelli che mi piacciono. Risposta personalizzata. Allora, attenzione, secondo te caro Stefano, in quali province si possono produrre uve dedicate a Garda Doc? Nelle province di Brescia e Verona. Prima risposta, nelle province di Brescia, Verona e Trento. Seconda risposta, o nelle province di Brescia, Verona e Mantova? Penso Brescia e Verona. Secondo te Brescia e Verona? Ma guarda che manco io le so. Davide le tiene, le risposte le tiene custodite gelosamente non so dove e manco lo voglio sapere. In quale di questi comuni non è possibile coltivare uve per il Garda Doc? Bedizzole, Montichiari o Gavardo? Montichiari? Montichiari. Convinto? Sì. Queste sono le risposte di Stefano, che mi sembra proprio un bravo ragazzo e a noi è risultato pure simpatico. Adesso arrivo da te Davide. Grazie Stefano, ciao. Niente, grazie. Va bene, sono tornato col carico da 11. Stefano, bravo Stefano, grazie. Commentiamo le risposte di Stefano, è stato bravo, ha risposto correttamente. Stefano è stato quasi bravo. Si può produrre sia Brescia-Verona, l'abbiamo detto, ma c'è l'aggiunta di un'altra provincia che è Mantova. Garda Doc, Brescia-Verona. Lui ha detto Brescia-Verona, invece Brescia-Verona e Mantova. E Mantova sono le tre province. Non facciamo arrabbiare gli amici mantovani, esatto, i veronesi. Esatto. Poi non si può produrre Garda Doc a Montichiari, quindi Stefano non si può produrre Garda Doc a Montichiari e Stefano l'ha indovinata lì e invece l'ha azzeccata. Stefano, bravo. Ti aspettiamo in studio a ritirare il premio che ti prepara Davide. Assolutamente. Prepariamo un premio a Stefano. Troviamo anche una cantina che lo assuma e lo faccia lavorare nel mondo del vino bresciano, sarebbe bellissimo. Caspita, no, come no. Va bene, allora grazie Davide. Prima di salutarci, cos'è una parolina dialettale legata ai nostri nonni o al mondo del vino? Che si usa ancora oggi. In cantina, se dovessi iniziare a frequentare le cantine e diventare un bellissimo cantiniere, dovresti dire Derf Asc
Osköl. Derf Osköl, che è la portella della botte. Osköl. Osköl. Per aprirlo, Derf Osköl. E quando ho aperto che ci trovo? Per svinare, per poter estrarre il contenuto della botte, devi aprire la portella C'è della ancora botte. l'Osköl. Vabbè, sì, è essenziale per la produzione del vino, la vinificazione, la Vedi? svinatura e tutto il resto. Quindi Poi adesso- se vuoi fare uno stage in cantina, Sì. assolutamente non devi pagare niente. Non devi pagare niente, No, ma puoi tu venire mi quando vuoi. paghi qualcosa tu? No. No, non paghi tu niente, siamo a posto Ho così. capito, no, ma se tu mi dai, no, vabbè, e ride, vabbè. Ok, grazie, alla prossima, ciao!